Il Leo Club Agrigento-Est ha aderito anche quest'anno alla giornata nazionale dell'albero ed ha piantumato 2 alberi d'ulivo all'interno della villa comunale Arancia al Viale della Vittoria, resa fruibile e funzionante da qualche mese. Riteniamo, hanno dichiarato i responsabili del club, che il rispetto del verde pubblico e dell'ambiente siano un segno di civiltà. La rivoluzione green può iniziare se si ha la consapevolezza di un concetto: il nostro futuro dipende da sane e concrete politiche di investimento verso il green, l'ambiente e la cura del verde. La piantumazione degli alberi rappresenta un segno di attenzione del Leo Club Agrigento-Est alle tematiche ambientali. All'iniziativa hanno partecipato il presidente del Leo Club Agrigento Salvatore Malluzzo, la vicepresidente Marta Castelli, il past presidente Giuseppe Castelli. Presenti inoltre Francesco Bonfiglio, Paolo Domato e Antoni Dallicardillo, soci del club, e la nipote di Pietro Arancio, Margherita. Un grazie all'amministrazione comunale di Agrigento, con in testa il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore al verde pubblico Vaccaro, che hanno sposato il progetto per il secondo anno consecutivo. Oggi siamo qui come Leo Club Agrigento-Est in occasione della giornata dell'albero, e anche quest'anno, in questo nuovo anno sociale nel quale mi onoro di essere presidente del Leo Club Agrigento-Est, insieme a tutto il club abbiamo deciso, in continuità con quanto fatto l'anno scorso, di donare alla comunità agrigentina ben 2 alberi di ulivo qui a Villa Arancio, una bellissima villa. E nel merito vorrei ringraziare tutti i soci del club per aver sposato questa idea, anche il nostro responsabile nell'area ambiente Francesco Bonfiglio, ma in ultimo, non perché meno importante, l'amministrazione comunale, il sindaco Franco Miccichè, l'assessore Vaccaro e i giardinieri del comune, che hanno curato la piantumazione degli alberi. Questo sta a significare un fatto importante: che la nostra associazione, che è il Leo Club Agrigento-Est, è stato da sempre sensibile all'ambiente, e questo anche ci pone ad una attenta riflessione, che è quello che oggi più che mai bisogna investire nell'ambiente, bisogna investire in quella che è la transizione ecologica, perché dall'ambiente, dal rispetto dell'ambiente che ci circonda, la comunità, le società possono ripartire, e noi come Leo Club Agrigento-Est abbiamo fatto e faremo la nostra parte.